Cari amici, buonasera. Tra le fotografie presentate nel concorso fra club manca il ritratto di un uomo quotidianamente in sfida con se stesso. E forse è bene così, perché ciò che importa di lui non sono le fattezze, pur se significative, ma il dentro. Un uomo è un uomo non tanto per ciò che fa, ma per ciò che è. Parlo di Ezio Vendrame, personaggio sportivo controverso, distaccato, esaltato e ripudiato, famoso tra gli appassionati di calcio degli anni 70-80. E poiché sono da sempre attratto dalle teste un po' fuori dal coro, ho deciso di scrivere una breve pièce teatrale che ripercorra il suo itinerario di uomo dentro e fuori dello sport. Un percorso che ci rivela la sua attenta, spesso amara, osservazione della vita e del mondo. Borges diceva che un poeta è tale anche se durante tutta la sua esistenza compone una sola lirica riuscita. E di poesie Ezio ne ha offerte molte. Del resto poeta lo è da sempre, vuoi sul campo, vuoi sulla carta scritta, infine negli aforismi. Ed è da questi che andremo ad incominciare. Grazie. Se nella nostra vita non abbiamo fatto niente di speciale, possiamo sempre riscattarci donando i nostri organi a qualcuno che forse potrà fare meglio di noi. C'è chi vive in verticale e c'è chi si piega a 90 gradi, ma è solo questione di tempo. L'orizzontale arriverà per tutti. Badiamo a chi confidiamo le nostre disgrazie, perché corriamo il rischio di far felice qualcuno. L'amico è colui che ti conosce a fondo e che, nonostante ciò, ti vuole bene. Ciò che non possiamo trovare nelle nostre tasche, possiamo trovarlo nella nostra mente. Quando ci si preoccupa del conto in banca, non si diventa saggi, ma vecchi. Se per essere considerate brave persone dobbiamo morire, vale la pena di aspettare. Se potessimo leggere i pensieri degli altri sapremmo anche da chi difenderci, ma troppa gente, per timore di essere scoperta, non uscirebbe di casa. Quanto è bello dare per la gioia di dare. E quando anche alla fine tu dovessi pagare, ama, ne vale sempre la pena. Ezio Vendrame nasce a Casarsa nel 1947. La sua carriera calcistica inizia a 14 anni fra le file giovanili dell'Udinese. Dopo 4 anni passa alla SPAL in Serie A. In seguito altre tappe sono Siena, Vicenza, Napoli, Padova. Infine il ritorno a Casarsa. Qui l'episodio che mette fine alla sua carriera. Durante una partita strappa il fischietto all'arbitro che a suo giudizio lo ha espulso ingiustamente. La conseguenza è la squalifica a vita, mitigata poi in 2 anni e mezzo. Non appare più in campo come giocatore, ma continua ad agire nel mondo del calcio, dapprima fondando una scuola a Pordenone,
e in seguito allenando le giovanili del Venezia e collaborando con le società della destra tagliamento. La prima volta in cui gli chiesi un'intervista, mi fissò l'appuntamento nel cimitero di Casarsa, presso la tomba di Pasolini. Strano posto, ho detto. Perché lui è il compaesano più vivo di Casarsa. Perdonatemi se sono nato nel vostro paese, albero di mele marce che vomita sentenze amare su chi non tace. Paese, giunta felice, sono io, un'altra tua vittoria. Un giorno troverò pure una scusa per sentirmi felice. Inquieto personaggio, ha tracciato indelebilmente dentro e fuori dai campi da gioco un profilo fuori da ogni schema, pagando in prima persona la propria coerenza che traccia da sempre il filo e la sostanza della scrittura che gli porta con sé come unica grande necessità. Potesse il mio filo sperso ritornare gomitolo. Che fatica vivere quando vivere è così invivibile. Per noi giornalisti abituati ai bla bla che non dicono nulla, Ezio Vendrame è un interlocutore prezioso. Si sa a priori che da lui uscirà qualcosa di singolare. Gli occhi ti incendiano ancora. La chioma sale pepe da Seminole friulano rivela ancora più il sale pepe della sua personalità. Considerato figura ottocentesca, ma dotato di genialità, ossia di quella marcia in più che accende roghi più che passioni, perciò suo malgrado, condannato ad essere personaggio anziché persona. Ha scritto: per troppo tempo ho conservato sassi come fossero pepite, e ora per questo pago più d'ogni peso d'oro. Ezio Vendrame, bohemien del calcio. Il giocatore faceva impazzire folle, tecnici e presidenti con la classe degli eletti del pallone, ma al tempo stesso con l'instabilità degli artisti, insofferenti ad ogni ormeggio fisico e mentale. Io, discepolo mio arrogante, presuntuoso, vanitoso, asociale, masochista, egoista, libero... Libero, appunto. Capelli lunghi, calzettoni alle caviglie, finte ubriacanti e partite da ubriaco. È vero, ricordo una gara in cui ero talmente sbronzo da regolare per il campo, faticando a restare in piedi. Il giorno dopo lessi che i giornalisti mi avevano giudicato il migliore in campo proprio per i movimenti senza palla. Ezio